E a Shanghai in lockdown, proprio per il Covid, vengono usati droni e cani robot per invitare i cittadini al rispetto delle regole. Il corrispondente da Pechino è Marco Clementi. 28.000 casi a Shanghai, nuovo record anche se il 90% è asintomatico. La tolleranza zero continua, è la battaglia cinese contro Omicron. Restate a casa, indossate la mascherina, lavatevi spesso le mani, grazie all'altoparlante fissato sul cane robot. Strategia estrema che ha provocato proteste come mai prima d'ora in Cina. La gente urla la frustrazione dell'isolamento. C'è chi ricorre all'ironia. È come voler svuotare il mare con un cucchiaio, scrivono su Weibo, il Twitter in mandarino, gli abitanti della megalopoli da 26 milioni di abitanti. Compleanno atipico, ho spento le candeline su una pizza fatta in casa e con gli swab del tampone al posto delle candeline, ma era per scherzare. Gaia Farinelli, architetto di Sora, da 7 anni a Shanghai con la famiglia. Ha organizzato i gruppi di acquisto online per il quartiere. Il cibo si trova, racconta, ma è difficile farselo consegnare. Dopo le proteste, le prime riaperture per fasi. Da domani possono scendere nel giardino del condominio, vietato allontanarsi dal quartiere. Grazie, un saluto. Negli Stati Uniti un nuovo caso di uso eccessivo della forza.